questa serata fino ad arrivare a questo momento conclusivo. Quindi tutti quanti loro sono qui più o meno dalle 5 del pomeriggio impegnati nelle varie attività programmate proprio per quest'oggi. Adesso un altro momento di grande condivisione che è l'Orchestra Popolare Sarda, guidata da Orlando Magia, con diversi musicisti e i suoi allievi che da tanto tempo lo sopportano. Non è facile sopportarlo, ma evidentemente qualcosa c'è, perché poi io ogni volta mi stupisco del numero che aumenta dei tuoi allievi, di come ti seguono e di come sono, devo dire, disciplinati, però si vede che hanno entusiasmo, quindi tu evidentemente riesci a trasmettergli sì la tecnica, l'ordine, perché per imparare uno strumento bisogna avere grande attenzione, però allo stesso tempo anche la creatività, la voglia e la passione, che è quella che ti contraddistingue da sempre, o sbaglio? Hai proprio ragione, proprio l'entusiasmo non manca. Oggi mi hanno fatto lavorare tantissimo, siamo dalle 4 che accordiamo gli strumenti. Chi vive a Villapuzzo sa la difficoltà per l'accordatura, perché forse è la cosa più difficile da tenere gli strumenti sempre bene accordati, però come puoi notare ci sono anche delle belle ragazze che suonano le launettes. Io a te te l'ho proposto ma non hai voluto provare, la prossima volta anche Ambra, l'anno prossimo suonerà anche Ambra, va bene? Però sappi che ho provato intanto il fiato, no? Con la famosa cannuccia che tutti... Però no, posso dire che io ci ho provato, sapete la cosa della cannuccia, che uno deve soffiare e fare le bolle e contemporaneamente respirare. Non ci sono ancora riuscita, però ci sto provando. Ve lo dico io perché gli altri hanno provato con l'acqua, lei ha messo mirto nel bicchiere, per quello che l'esercizio è durato solo 5 minuti. Questo me lo dicono spesso, quando mi vedono allegra mi dicono tu non hai... Mi dicono però che non ho neanche bisogno di bere, che arrivo già così. Vabbè, comunque, ragazze, sono solidaria con voi che siete il numero comunque minore di questo gruppo di maschi. Spero che me li teniate a bada, Sono ragazze di quelle di carattere, vero? Si vede, mi fa piacere. Bene, io vi lascio all'orchestra che ci dedica innanzitutto una processione che, come mi diceva Orlando, oramai è diventato un po' la loro sigla di presentazione, un pezzo che tante volte viene presentato proprio in queste occasioni dove tutti quanti gli allievi sono presenti. Subito dopo invece un ballo campidanese nel quale oltre alle launeddas invece saranno previsti anche altri strumenti che accompagnano i balli sardi e che quindi compongono un'orchestra più animata e non solo di launeddas. E infine invece un bel trio con Orlando, Eliseo e l'arrivo di Bruno Camedda, quindi un trio proprio creato per questa sera con un ospite che è Bruno Camedda. Vi lascio all'Orchestra Popolare Sarda.